Carissimi amici, buona giornata a tutti voi. Inizio questo piccolo video facendovi vedere subito delle bellezze della natura, questi gigli particolari. E qui c'è qualcosa di veramente originale. Una specie di costruzione fatta di bottiglie di plastica e con il vento che fa girare queste costruzioni davvero originali. Quindi bellezze naturali e tanta fantasia. Ma non vi ho detto ancora dove mi trovo. Oggi, partendo sempre dal santuario della Madonna Missionaria, sono venuto in questa zona. Siamo nel comune di Povoletto e questa è la frazione di Grignons. E mentre cammino verso il centro del paese, ogni tanto mi fermo per sentire la bellezza del canto degli uccelli e poi anche per catturare qualche immagine. Bellissimo questo giardino, questi fiori, questa pianta di ulivo con dei vasi che pendono dai rami e poi ecco queste piccole piante con queste splendide rose rosse. E questa è la via della chiesa, probabilmente la chiesa dedicata a San Vito Martire. Ed ecco appunto la chiesa parrocchiale. Mi sto avvicinando. Bellissimo il campanile, molto slanciato verso il cielo. E sono giunto a pochi metri dalla chiesa con il suo alto campanile. C'è anche un'immagine proprio del Sacratissimo Cuore di Gesù. Oggi è proprio la festa del Sacro Cuore. Io ho potuto parlare con qualcuno degli abitanti di questa frazione di Grignons e mi hanno detto che questa è proprio la chiesa parrocchiale dedicata a San Vito, Modesto e Crescenzia. Quindi ieri, 15 giugno, è stata proprio la festa di San Vito Martire. E dopo la festa di San Vito, 15 giugno, oggi celebriamo la festa, anzi la solennità del Sacro Cuore di Gesù. È una festa particolare perché non ricorda un fatto, un avvenimento della vita del Signore, ma ricorda il centro che è l'amore misericordioso. Gesù che si manifesta l'amore del Padre. È bella questa festa del Sacro Cuore di Gesù. Signore, il tuo amore è per sempre, abbiamo ripetuto nel Salmo responsoriale, tra le letture. Ecco allora, in questa festa del Sacro Cuore di Gesù, mentre contempliamo queste immagini, il campanile, la chiesa di Grignons, frazione di Povoletto in provincia di Udine, ecco un caro saluto a tutti voi, una buona giornata e una buona continuazione del mese di giugno. Mandi!